Archiviata la settima giornata di campionato con il 2-2 maturato nella trasferta di Palmi, la Reggio Ravagnese torna in campo per i quarti Coppa Italia Eccellenza, obiettivo importante per la compagine di Mister Misiti che nella sfida d'andata fa visita al merito allo stadio Saverio Spinella. Cambia 8-11 Mister Misiti schierando in porta Currà, in difesa Yati, Bongani, Di Biase e Meliadò, a centrocampo Baima, Varducci e Pannuti, in attacco Dagui, Gomez e Baldè. Dirige l'incontro il signor Giovanni Luca Idone di Reggio Calabria. Gli assistenti sono Domenico Paolo Moschella e Marica Simone, entrambi della sezione di Reggio Calabria, grazie all'ausilio dell'immagine a cura di Mirko Giacopello. Passiamo a raccontarvi del film di questa sfida che si apre dopo 3 giri di lancette con la prima occasione di marca locale, apertura a destra di Sivori per Iachino che controlla la sfera, salta, Meliadò mette dentro per Magales che calcia mandando alto. Al quinto è Franzò ancora ad innescare Iachino che calcia dalla distanza, Currà non è perfetto e favorisce il Tapini, Nuanco in vantaggio, il merito Portosalvo. 3 minuti dopo il quarto d'ora arriva anche il bis dei locali, Magayesh battaglia con la difesa, serve Sivori il quale apre il piattone mandando in rete il pallone del 2-0. Al 20° accorcia le distanze la Reggio Ravagnese, corner di Pannuti sul secondo palo per Verducci che trova il tempo giusto per l'incornata che vale il parziale 2-1. 2 minuti più tardi Reggio Ravagnese che ha anche l'occasione per pareggiare con Gomez che lavora bene la sfera e serve Baima che calcia dalla distanza mandando sul fondo. 1 minuto prima della mezz'ora arriva la perla di giornata, Iachino posiziona il pallone, va con il mancino, il 24 pesca l'incrocio dei pali, Eurogol, quello che vale la terza rete del merito Portosalvo che di lì a poco dilagherà già nella prima frazione di gioco. Minuto 38, Magayesh in azione personale salta Yati in buca per Nuanco che salta anche Currà e deposita nella porta ormai sguarnita. 4-1 merito Portosalvo. Al 40° chiusura della difesa del merito su Gomez, la sfera viene recuperata da Dagui il quale salta Tringali e manda con il destro all'incrocio dei pali. C'è ancora una partita allo Spinella di merito Portosalvo. Reggio Ravagnese che prima del duplice fischio prova a ridare speranza dopo un inizio veramente complicato. Triplo cambio nella ripresa, dentro Maesano, Zuccarà e puntoriere per Yati, Meliadò e Pannuti. Prova a giocarsi così le sue carte il tecnico Amaranto. Minuto 56, occasione Reggio Ravagnese, la punizione mancina di Baima sotto la barriera, non inquadra però il bersaglio grosso. 1 minuto più tardi tocca a Urruti prendere il posto di Gomez. 2 minuti dopo l'ora di gioco Arcudi per Dagui. Reggio Ravagnese che fatica però a riaprire questa partita, ci prova con Balde travolgente in azione personale, entra in area a contatto con Lopez, cade giù, l'arbitro lascia proseguire tra le proteste dei calciatori Amaranto. Reggio in 10 uomini per l'infortunio di Verducci, situazione che premia il merito Portosalvo. Una palla in profondità per Perez che tutto solo davanti a Currà lo scarta per la seconda volta e con il mancino fa merito Portosalvo 5 Reggio Ravagnese 2. Gara assai complicata per gli uomini di Mister Misiti. 86° Maesano mette dentro per Arcudi e colpisce di testa trovando la respinta di Lopez che evita la rete. A 2 dal termine Perez in azione personale si accentra e calcia, trova i guantoni di Currà. Questa è l'ultima emozione della sfida dello Spinello, il merito Portosalvo porta a casa una vittoria per 5 rete 2 sulla Reggio Ravagnese. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.